ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, oggi per Padova è una giornata importante, storica, perché è la rinascita della Torre degli Anziani. Allora, chi è stato il motore, anima e ci ha messo tutto l'impegno possibile? L'assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, che salutiamo. Buon pomeriggio, Assessore. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ospiti. Siamo tutti felici, ecco, incominciamo così perché è un'esperienza veramente straordinaria, la rinascita della nostra Torre degli Anziani. Allora, che giornata è, Assessore, come la stiamo vivendo? Beh, direi che è una giornata particolare, come sì. direbbe Cazzullo, nel senso sì. che restituiamo alla città uno dei luoghi più rilevanti da un punto di vista della sua storia. Quella torre ha quasi 900 anni di vita. Pensatevi, quando quella torre venne comperata dal Comune di Padova era il 1215, la torre aveva già diversi decenni attestate in un documento del 1204, ma faceva parte, prima ancora, di un complesso, di un palazzo residenziale fortificato della famiglia Campo San Piero. Venne comprata nel 1215 anche perché il Campo San Piero, uno dei membri della famiglia, il capostipite, era stato fatto prigioniero in una guerra e dovendo pagare il riscatto vendette al Comune di Padova il complesso. Negli anni successivi, pensate, pochi anni dopo, 3 anni dopo, inizia la costruzione del Palazzo della Ragione. Un centinaio d'anni dopo inizia la costruzione del Palazzo degli Anziani, 2 secoli dopo, 3, nel 2005, inizia la costruzione di Palazzo Moroni. Ecco, voi dovete immaginare che attorno a quella torre non esisteva nulla di ciò che oggi voi vedete. È quella torre alla sua ombra che è sorta a Padova. Quindi è, voi lo capite, l'edificio pubblico più antico. Tenete conto che lì c'era la campana della regola. Cos'è la regola? È una campana che scandiva il tempo politico-istituzionale, quando la città era sotto assedio, quando c'era un incendio, quando venivano chiamati gli armati per vari motivi, un'esecuzione capitale, quando si riuniva il Consiglio Maggiore, quando veniva insediato un podestà. Insomma, per tutta una serie di ragioni suonava il campanone. Poi c'è la campana di terza, che è una campana più piccola, che suonava invece in altre occasioni. Ma quello che è importante sul piano simbolico è che il suono della campana non era una cosa marginale, era una prerogativa dei liberi comuni, perché una volta diciamo che anche il suono della campana doveva essere autorizzato dall'impero. Bene, noi siamo già nel 1200, c'è stata la pace di Costanza nel 1183, i comuni liberi del nord hanno sconfitto il Barbarossa e hanno conseguito la piena sovranità politica, quindi fanno i loro statuti, che sarebbero le leggi, hanno il loro potere esecutivo, che è il podestà, i loro organi come il Consiglio degli Anziani, e hanno i loro organi, il loro Parlamento, che è il Consiglio Maggiore, dove si riunisce la comunanzia. Ecco, Padova riesce ad emanciparsi non solo dal vescovo, perché originariamente le campane le suonavano i campanili del vescovo, ma anche dall'impero, quindi quella campana è bellissima, è fondamentale. Poi la campana ha vissuto momenti pazzeschi, nel 1404 venne appiccato per i piedi dopo essere stato tremendamente torturato il povero amo di Caselle, colpevole che aveva tradito i carraresi e stava per cedere la bastia di Bovolenta ai veneziani. Le cronache del 400 dei Gatari ci raccontano appunto che il poveraccio dopo le torture venne appiccato ai piedi e rimase vivo per 2 dì, raccontano i Gatari. Oppure, cosa bellissima, la torre rischiò di essere tagliata a metà, si dice capitozzata, perché pochi anni fa, nel 1938, erano caduti dei calcinacci, il comune di Padova fece togliere l'intonaco e scoprirono delle lacerazioni, delle creste. Chiamarono il genio civile che decretò che la torre stava crollando. Voi dovete pensare che nel 1902 crolla il campanile di San Marco. Pochi anni prima, nel 1914, stava crollando la Torre del Bo. Ecco perché la Torre del Bo è così bassa. L'hanno capitozzata, tagliata a metà, ma ci fu in città una rivolta popolare. I padovani non volevano che quella Torre del Bo venisse tagliata. La lettera
che il telegramma dove si diceva che la torre doveva essere abbattuta arrivò per fortuna il 24 dicembre nelle mani del sovrintendente. Uomo intelligente e coraggioso, sapete cosa fece? Non eseguì l'ordine, scrisse una lettera al ministro dicendogli che esistevano delle tecniche che permettevano di salvare la torre e le applicò. Lui fece queste iniezioni cementizie e salvò la torre. Ecco, noi abbiamo dato continuità al lavoro realizzando una bellissima scala interna, suggestiva, molto poetica. Sono circa 200 gradini che vi portano sulla parte sommitale della torre, da cui si vede una Padova inedita, mai vista, perché vedere il Duomo di Padova, che è di disegno michelangiolesco di Michelangelo, un conto è vederlo da terra, un conto è vederlo dall'alto. Allora scopri le geometrie, scopri la Basilica del Santo, Santa Giustina, i colli, addirittura si vede Venezia, il campanile, come dire, è una scoperta. Noi stiamo restituendo a Padova una città che si era dimenticata, e sono molti i progetti che abbiamo in essere per restituire a Padova pezzi della sua storia. Certo, e questa è una pagina importante perché, insomma, come avete sentito, si parte dai poteri lontanissimi vescovili imperiali ed è un palinsesto di storia, possiamo definirla così, perché insomma sì, è un palinsesto, è una stratigrafia, io dico di lunga durata, perché incorpora storia, memoria. Sono tantissime le storie che noi potremmo raccontare. Vi ho raccontato quella del povero amo che viene appiccato ai piedi, come raccontano i Gattari, ma ce ne sono tantissime altre. Pensatevi che anche il grande Polenico lavorò per salvare la torre. Nel 500 ci misero sopra una statua, una Minerva, perché infatti venne chiamata Torre Pretoria, perché lì vicino c'erano i tribunali, qui all'interno del Palazzo della Ragione, venne chiamata Torre Pretoria, Torre Bianca, Torre del Comune. Ecco, pensatevi che lì di fianco c'era un'altra torre, la Torre Rossa, che cadde nel 1348 a causa di un terremoto. Nella iconografia trecentesca voi la trovate, entrate in Cappella degli Scrovegni, nel sottoarco dell'arco trionfale vedete San Daniele e due torri, una è la Torre Bianca e una è la Torre Rossa. Anche nel Palazzo della Ragione, nel lato di sud-est, dove è raffigurata la personificazione del mese di marzo, alla sua destra vedete Marte, che è il pianeta domiciliato, che è appunto la divinità il pianeta che rappresenta la forza. E cosa c'è in braccio? Ha due torri, la bianca e la rossa, perché nella torre rossa venivano eseguite le giustizie, le condanne capitali, venivano messi in gabbia i prigionieri, quindi Marte rappresenta in un comune l'uso ragionevole della forza. Purtroppo se voi andate in Piazza dei Frutti vedete ancora il basamento della torre rossa vicino alla torre bianca. Ecco, diciamo che è affascinante salire sulla torre, è emozionante perché sono pochissime le città al mondo che possono vantare una torre di 50 metri con 900 anni di storia dove si può salire e si può ammirare. Ecco, la cosa pazzesca è la percezione che si ha della carena di nave rovesciata, che è il tetto del Palazzo della Ragione. Ecco, si vede il Palazzo della Ragione da un'ottica particolarissima. E dovete immaginare che la torre aveva prima una funzione militare, serviva ad avvistare l'avvicinamento dei nemici, serviva ad allertare, quindi la città suonava la campana a martello quando c'era l'incendio, i nemici si avvicinavano e loro comunicavano con i suoni e con i fuochi. Cioè, per esempio, lì vicino si intravede la Torlonga, la torre del castello Caradese, che è enorme, che a sua volta comunicava con le torri dei Colli Euganei. Cioè, da lì arrivava il nemico o da Verona o da Vicenza, quindi è ovvio che svolgeva una funzione militare e poi progressivamente la torre, il suo campanon, c'è una campana stupenda dentro, pesa 3 tonnellate e mezza. Abbiamo dovuto spostarla perché questo ci ha permesso di creare nella parte sommitale dove ci sono i merli la possibilità che possano visitarla. È come la Cappella degli Scrovegni, è un'emozione nuova. Tutti i padovani, lo dico subito, potrete salire gratuitamente dal 1° dicembre, che il Palazzo della Ragione
faremo con il sindaco Giordani un grande evento, presenteremo tutti i lavori di restauro, racconteremo la storia, vi faremo vedere un video che racconta l'emozione anche dei lavori di restauro, anche com'è il video che vedranno tutti coloro che vanno a visitarla. Aspetti i padovani, perché è un'occasione, sì, una unica. emozione. Le persone che sono salite ci hanno raccontato e ci hanno detto che è un'emozione veramente è molto bella anche la salita, perché si passa prima dal Palazzo degli Anziani e poi progressivamente si entra nella torre, è una salita lenta, emozionante, è un viaggio nel tempo, è un viaggio nella nostra storia padovana, è una restituzione a Padova di un pezzo della sua storia, il libero comune, quello che precede e anticipa la signoria carrarese e che fa di Padova una città cosmopolita, europea, internazionale. 900 anni di storia sono passati, è veramente un libro che non finisce più. Io ci lavoro da anni a restituire a Padova il 300 e l'epopea comunale, quindi per me era una strategia, quindi vi invito tutti il 1° dicembre in palazzo. Tra l'altro il 1° dicembre avremo una giornata dedicata al 300, avremo balli medievali e tutta una serie di figuranti di epopea carrarese e lo scalone nobile verrà illuminato dalle luci e in Palazzo della Ragione cominceremo, prima ancora che con il video sulla torre, con delle danze, delle musiche medievali. Sarà un sogno, veramente una magia, tutti i padovani dobbiamo esserci, 1° dicembre, ore 18, tutti veramente. È un'altra cosa carina, e ve lo dico a lei e a chi ci sta ascoltando, abbiamo ripristinato la campana. La campana non potrà muoversi in modo ondulatorio, ma ha dentro un martinetto, per cui quando si riunisce il Consiglio Comunale suonerà e ovviamente il 1° dicembre, per l'inaugurazione, la faremo suonare diversi colpi. Alle ore 18 la campana comincerà a suonare, quindi è una bella... Torniamo in pieno medioevo, è una bella esperienza. Un tuffo nel passato, allora 1° dicembre, ore 18, andiamo indietro nei secoli, ma sarà una magia, veramente un sogno, e noi cosa dobbiamo dire? Grazie al nostro assessore Andrea Colasio, perché tutto è partito da qui, insomma, con la collaborazione dello staff che ha appena illustrato, però ad Andrea Colasio il nostro grazie di cuore. Bene, vi ringrazio e vi aspetto. Certo, e ci saremo tutti. Grazie assessore, buona serata.